e sono un'ostetrica da 27 anni. Lavoro presso il distretto sanitario dell'USS6 di Padova. Oggi sono qui per parlarvi di un importante argomento che è l'accudimento del bambino. E questo sarà un breve video, quindi le cose saranno un po' più concentrate. Tornare a casa con un neonato significa riorganizzare tutta la propria vita, anche dal punto di vista pratico. Molte sono le paure: quanto dovrà dormire, ogni quante ore dovrà mangiare. La bella notizia è che il neonato sa come regolarsi e perciò l'indicazione più utile è quella di osservarlo e di assecondare i suoi ritmi. Il sonno prima di tutto. In genere nel primo anno di vita il sonno occupa la parte più importante delle 24 ore del neonato. E un neonato sano si autoregola, dorme e si sveglia quando è necessario. Il ritmo è dettato dalla fame e dal sonno. Normalmente fino al terzo mese dorme quasi sempre e si sveglia circa ogni 2 o 3 ore, soprattutto se allattate al seno. E questo naturalmente avverrà anche durante la notte. Se il bambino piange, ecco, noi abbiamo spesso paura del pianto del neonato, ma non dobbiamo preoccuparci, perché il neonato, ha un modo per comunicare con i genitori e quello è il pianto. Quindi piangerà quando non solo ha fame, quando ha sonno, quando ha mal di pancia, quindi non preoccupiamoci, prestiamo attenzione e cerchiamo di comunicare al neonato la nostra presenza, cercando di fargli capire che siamo lì per lui e che cercheremo di risolvere il problema che lui ci pone. Quindi magari anche solamente prenderlo in braccio, fare una piccola passeggiata cuore a cuore, oppure cambiargli il pannolino, oppure ancora attaccarlo al seno per dare sia cibo ma anche conforto e protezione. Il meconio. Durante la prima settimana il bambino espelle delle feci che sono di un colore verde scuro o nere. Poi, man mano che passano i giorni, diventeranno di un altro colore, quindi o marroni oppure giallo ocra. L'allattamento, sappiamo che tutte sanno, che è da preferire l'allattamento al seno. Quello che invece non è così scontato è l'effetto che questo sortisce sull'equilibrio del bambino e della mamma. E l'allattamento a richiesta è un argomento ovviamente molto, molto vasto e ridurlo in pochi secondi, pochi minuti non è facile, ma ciò che è importante durante l'allattamento, durante questo periodo, è l'ascolto col nostro bambino. Attaccate quindi il bambino al seno il prima possibile e continuate proprio per stimolare la produzione di latte. E il moncono ombelicale è quello che rimane, del cordone ombelicale quando viene tagliato dopo la nascita. I tempi di guarigione possono variare, quindi non preoccupiamoci se questo non si stacca così velocemente, dipende appunto da quanto noi poi lo terremo anche asciutto e pulito. Non spaventatevi quindi per questa cosa se non si secca velocemente. E potrebbero volerci anche più di 2 settimane dal parto. L'importante è che non abbia odore, che non sia arrossato o che non abbia pus. Gli abbracci sono una delle cose più importanti per il benessere del bambino, e quindi latte e abbracci. Il contatto fisico non deve essere mai scontato per quanto riguarda i genitori nei confronti del bambino. La presenza di coccole deve essere concentrata anche durante l'allattamento, soprattutto all'inizio, evitate internet, TV, giornali durante l'allattamento e cellulari ovviamente. Cercate di creare un momento di intimità e di affetto col vostro bimbo. L'aiuto, uscite dall'ospedale ovviamente vi troverete un po' spaesate, un po'
un po' perse, insomma, perché vi manca l'aiuto delle ostetriche e delle infermiere del nido. Quindi tutti sanno che il momento del parto, il momento è molto importante, è uno dei momenti più belli e più delicati della nostra vita. Non abbiate paura di chiedere aiuto per fare la spesa, per le pulizie domestiche. Anche perché più tempo e più attenzione dedicherete al bambino in queste prime settimane e più riuscirete poi a comunicargli quella tranquillità che poi vi tornerà utilissima più avanti. Vi ringrazio per l'attenzione e faccio un augurio a tutte le mamme.